Ultima partita della regular season per il campionato di eccellenza Girone A. La Pro Favara l'affronta domani con il Trapani, un Trapani che ha bisogno di punti per salvarsi, una Pro Favara invece che è proiettata alle semifinali nazionali dei playoff con una squadra campana per cercare il salto di categoria in Serie D. È l'ultima partita che la Pro Favara gioca in casa e che naturalmente vuol ben figurare con il proprio pubblico che in questo campionato l'ha sempre seguito. E qui accanto a noi Tino Longo, il direttore sportivo della Pro Favara, che sta assistendo all'ultimo allenamento, insomma, di rifinitura in vista di domani. Dicevo, nessun problema di punti, però una partita è sempre una partita. No, certo, noi dobbiamo onorare il campionato fino alla fine, anche perché come abbiamo fatto con le altre squadre che sono arrivate qui, con l'Aspra, con il Casteldaccia, non abbiamo regalato niente, quindi è giusto che facciamo la nostra partita. E il mister naturalmente darà anche un po' più spazio a chi ha giocato meno durante il campionato, però nulla di particolare, perché poi alla fine cercheremo sempre di vincere la partita. Anche perché insomma si devono testare e le ultime cose, ci sono stati molti infortuni. Sì, la cosa, quella che ho sempre detto fino ad oggi, che stiano rientrando tutti, sono rientrati tutti, è rientrato pure Retucci, e il mister quindi cercherà di mettere minuti nelle gambe, anche se è una partita che è l'ultima del campionato, e poi ci sarà una ripreparazione, diciamo, del periodo che dobbiamo stare fermi fino al 26 maggio. È inutile nascondere, direttore, che la mente è puntata in Campania. Certo, sappiamo che in Campania sono due squadre fortissime che dobbiamo una delle due affrontare, o il Nola o il Pompei, però ripeto, quando la squadra è a completo e stanno bene, io credo che ce la possiamo giocare tranquillamente. E poi naturalmente dobbiamo aspettare anche un grande pubblico per il 2 di giugno, quando si farà la partita di ritorno qui a Favara, e proprio per questo anche la partita di domani assume un significato particolare, cioè il pubblico deve essere sempre vicino alla squadra. Ma io ho detto nella trasmissione settimana scorsa radiofonica che spererei domani avere un campo pieno, anche per dimostrare a questi ragazzi che quello che hanno fatto è straordinario. Ripeto, noi abbiamo fatto un campionato di vertici, perché altre squadre hanno vinto il campionato con gli stessi punti nostri, e noi abbiamo trovato davanti una Nissa ancora più forte, diciamo, perché dobbiamo essere onesti per quello che hanno fatto, e quindi ci siamo ritrovati a fare un campionato strepitoso ma non vincerlo. Ma la porticina non è chiusa, è ancora a mezza aperta. Sei soddisfatto per il campionato fatto dalla tua squadra? Ma ci avrei messo la firma arrivare a non fare o a vincere il campionato o arrivare secondi senza fare la fase regionale, perché arrivare a 20 punti dalla terza, a 30 dalla quinta, io credo che questi ragazzi meritano veramente un applauso. Certo, magari qualcuno così, facendo il tifoso, forse anche lo sportivo, potrebbe recriminare qualche punto perso soprattutto ad inizio di campionato. Ma noi abbiamo perso quelle 3 partite fondamentali con delle squadre, perché gli scontri diretti nel ritorno abbiamo vinto tutte. Abbiamo vinto a Mazzara con la Mazzarese, abbiamo vinto con chi ha stravinto il campionato e che ha perso in casa. L'unica sconfitta l'ha fatto con noi, e dimostrando pure sul campo che eravamo forse leggermente un po' più forti. Però ripeto, per punti persi sono annate disgraziate, succede in Serie A e succede in tutte le categorie, perché non c'è la differenza qui. La differenza la fa solamente la concentrazione, e anche tutti gli infortuni che abbiamo avuto, ripeto, non è per cercarsi scuse, ma non abbiamo regalato 6-7 giocatori per 2 mesi di fila, quindi purtroppo una squadra costruita in un certo modo poi si ritrova senza sostituzioni, e allora diventa più difficile vincerlo. Per concludere così, insomma, parlando solo tra noi due e non con i telespettatori, la società vuole vincere? La società vuole vincere e stravincere, la società vuole arrivare all'obiettivo che si era prefissato. Già abbiamo prenotato anche la zona, diciamo, più vicina tra Pompei e Nola, per non farci arrivare, per non essere impreparati in niente, perché già abbiamo prenotato tutto, abbiamo prenotato la nave che ci porterà stiamo partendo col pullman, perché abbiamo necessità anche di spostarci col pullman lì, e
abbiamo già prenotato la nave, abbiamo quasi raggiunto l'accordo con un hotel che è a pochi passi dal campo dove andremo a fare la rifinitura, quindi la società ce la sta mettendo tutta. La società ha speso veramente, rispetto agli altri anni, ha speso un bel po' di soldini, ma per fare questo sogno purtroppo servivano. E allora io mi auguro che i tifosi, non il 2 giugno, ma anche già la domenica, vorrei vedere almeno 1000 persone allo stadio, come abbiamo fatto nelle precedenti occasioni. Quindi Serie D, crediamoci. Io ci credo, ci ho sempre creduto dall'inizio. Se non succede questo vuol dire che sono diventato pazzo.